L'ESU di Padova, l'ente per il diritto allo studio e l'università sono stati gli unici in Veneto ad aggiudicarsi 4.750.000 euro di fondi PNRR per cofinanziare progetti che vanno a sostegno del diritto allo studio, in questo caso aumentando la residenzialità pubblica per gli universitari. Con questi fondi potremo mettere a disposizione degli studenti dell'Università di Padova 125 posti suddivisi in tre strutture a partire già dalle prossime settimane. Il tema della carenza dei posti letto per gli studenti è molto caldo a Padova e da tempo anima le proteste degli universitari. ESU e università hanno partecipato al bando per ricevere i fondi, individuando soggetti privati come strutture ricettive in grado di mettere a disposizione oltre un centinaio di nuovi posti letto che saranno assegnati entro il 20 di dicembre, scorrendo la graduatoria esistente degli idonei per reddito e merito. Il presidente ESU di Padova, Giuseppe Maschera, risponde anche alla protesta degli studenti della scorsa settimana sulle borse di studio. Abbiamo avuto un incontro con la rappresentanza studentesca che ci ha sottoposto alle problematiche dei borsisti assegnatari non idonei. L'aumento dei borsisti assunto per legge senza copertura finanziaria vede ESU come parte danneggiata, in quanto c'è una mancanza di trattenute di 1.100.000 euro. Noi, da parte nostra, continuiamo con il lavoro sulla residenzialità e siamo in attesa dei fondi del PNRR.